Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Follina, Treviso, uno dei borghi più belli d'Italia. Alle mie spalle l'abbazia cistercense, un capolavoro del 1300 con un chiostro romano veramente pazzesco. Non sarà l'unica bellezza di oggi, andrò anche sulla cima di un monte, su un castello, su un bosco sacro, sulla via dell'acqua. Sarà un percorso incredibile. Venite con me per scoprirlo. Il primo tratto che vado a fare è l'itinerario della Fiadora. Qui ci sono diverse canalizzazioni e corsi d'acqua. La Fiadora per l'appunto in questa zona, ma ce ne sono molte altre. Posso vedere anche un totem illustrativo che mi fa vedere ci sono diversi percorsi, volendo da fare anche a piedi, di bassa difficoltà, che vanno dai 3,5 km agli 11 o 12 km. Veramente uno spettacolo. Questo è il paesaggio, il tempo non è il massimo, ma sono coraggioso e non mi fermo qui. Dopo Follina, qualche gocciolina di pioggia. Questo è il tempo, speriamo tenga. Vado per Valmareno e qui vado per il sentiero Boschi Lunghi. Ci saranno alcuni tratti poco pedalabili, quindi bisognerà che scendo dalla bici. Ora proseguo per il Troi de Adamo 1070. Qui ci sono tantissimi sentieri comodi, bella ripida la salita fino a qui, riparato da questo boschetto fortunatamente, e quindi riesco a evitarmi un bel po' di pioggia e continuo. Adesso la luce non è il massimo, quindi la qualità qui sarà pessima. Mi trovo nel sentiero Boschi Lunghi e qui devo fare un tratto poco pedalabile e quindi con dei tratti a piedi. I luoghi sono meravigliosi. Uscito dal sentiero, dopo 5 minuti a piedi, trovo la casera Andreolla. C'è addirittura una parabola. Ci deve essere anche un pannello. È chiusa, è indicato l'anno, ma è stato sicuramente fatto un enorme lavoro di restauro. È stupenda perché ha un bellissimo paesaggio. Sono andato a fare un sentiero escursionistico, quindi non era molto praticabile in quel tratto a piedi. Questa disciplina è mountain bike, è lawn mountain, il ciclo escursionismo, se si può definire così in italiano. Ci sono dei modelli di bici indicati, sicuramente non il mio, che mi portano in posti però come questo veramente incredibili. Adesso vado verso Valcorin, devo continuare il mio giro, che prende il nome anch'esso da un corso d'acqua. Qui le sorgenti sono tante, lì sopra piove tantissimo e quasi quasi, adesso piove poco, vediamo se riesco a volare col drone.
Guardate che meraviglia. Allora, questa discesa continua, curva di là, scende giù, altra curva di là, velocissime, con un bellissimo panorama, le nuvolette che spuntano. A volte la pioggia non è così brutta, regala delle atmosfere, delle ambientazioni che veramente sono stupende. E questo è il suono che mi accompagna oggi, veramente bellissimo. Vado verso Valcorin. Sono in questo paesaggio incantato, incredibile. Non smetto mai di sorprendermi. Sembra impossibile, ma le bellezze nascoste in questi luoghi, wow, è stupendo. Dopo questo piccolo guado mi attende la discesa che mi porta a Castelbrando e sarà strepitosa. Ora arrivo a un bivio, c'è da fare attenzione, si prosegue per Castelbrando 1028A. La pioggia è aumentata e vi chiederete: ma Fede, vale la pena con questo tempo fare questo percorso? Beh, se potete, certamente cercate una giornata migliore. Io preferisco non procrastinare, non rimandare, in quanto nella vita molto spesso mi è capitato di poi non aver più l'occasione o la possibilità di ripetere un determinato evento o una cosa. Quindi se me la sento, se conosco il percorso, se ho le capacità per farlo anche in condizioni come queste, non rinuncio mai, ci provo, e poi se proprio non è possibile cerco la via più facile. C'è anche un passaggio di una ventina di metri che bisognerà fare, specialmente oggi che è bagnato, però vedete è esposto, a piedi, ma senza nessuna fatica. Poi si riprende il sentiero più in sicurezza. Altro luogo di interesse di oggi è qui alle mie spalle, Castelbrando, costruito sulla cima del Monte Castello, per molti anni feudo della famiglia Brandolini, che poi
lo trasformò tra il XVI e il XVIII secolo in un palazzo signorile. Non posso entrare, è pieno di gente, si possono fare visite guidate anche all'interno del castello, parcheggiare appena qui sotto e salire tramite una funicolare, una cabina che scorre su rotaie, qui sopra, dove c'è anche un ristorante. Ora dal 1997 è stata rilevata da un imprenditore che l'ha trasformata in un albergo con suite, camere e appartamenti, e c'è anche un bellissimo ristorante. Per i turisti si può anche visitare. Qui c'erano passaggi segreti che conducevano a valle. Ci sono anche dei reperti, la stanza delle torture, quegli strumenti che utilizzavano per farsi dire ciò che si voleva. E ora proseguo non per una via normale per arrivare a Cison di Valmarino, ma per il bosco delle Pennemozze e la via dell'acqua. Straordinari luoghi che adesso vi faccio vedere. Questo single track che mi porta al bosco delle Pennemozze è spettacolare. Un paio di dati sul giro di oggi: sono 1000 metri di dislivello, circa 35 km. Abbiamo dei tratti da fare a piedi, ma veramente pochi, al massimo in tutto il giro saranno 10 minuti. Ci sono alcuni tratti esposti, però in tratti piani, quindi se si ha una particolare paura è meglio evitarlo. Il panorama, anche se c'è foschia qui, è sempre stupendo. Tutto il bosco, i single track, i sentieri più larghi, la strada asfaltata, non ci sono tratti tecnici, ma che bello sbucare così. Serve una buona gamba perché ci sono delle belle salite ripide, e per il resto è solamente divertimento. È un panorama pazzesco. Molti degli itinerari di oggi sono sentieri che si possono fare a piedi qui da Cison e anche con partenze da Follina. Arrivato al bosco delle Pennemozze, stato inaugurato nel 1972, 16.000 ettari di terreno acquistato dagli alpini di Cison, che hanno voluto piantare un albero, e a ogni albero piantato hanno messo una stele per tutti i trevigiani che sono nati qui nella provincia di Treviso e sono morti nella Grande Guerra. Sono stati divisi in settore a seconda delle brigate e delle guerre che hanno combattuto. Oltre alla Grande Guerra ci sono anche la guerra in Russia o negli altri stati. Il Rujo è quello che fa da sottofondo a questo luogo, il suo inesorabile scorrere. È veramente un posto emozionante. Le immagini che vi faccio vedere sono di un paio d'anni fa. Vengo sempre molto volentieri in questi luoghi. Mi trovo nella via dell'acqua. Ho trovato dei cartelli messi da poco, sono nuovi, dove è vietato per i cicli e motocicli, e quindi porterò la bici a mano. Merita veramente, anche se a piedi e non in bici, è un qualcosa di incredibile. Quando arrivo qui è spettacolare questo faggio di un'ottantina d'anni. Purtroppo, come c'è scritto qui sotto, il 18 luglio 2020 un ramo si è spezzato. Sono stati fatti nel febbraio 2021 dei lavori di alleggerimento della chioma per evitare ancora altri danni. È veramente un qualcosa che toglie il fiato.
dopo un chilometrino a piedi si ritorna su delle strade ferrate in mezzo al bosco. Wow! Adesso mi appresto ad andare a Cison di Valmarino. Arrivato a Cison di Valmarino, una piccola cittadina di 2000 abitanti, insignita della bandiera arancione come borgo più bello d'Italia. È veramente stupendo poter ammirare questo piccolo pezzo di Medioevo, questo piccolo borghetto. Viene valorizzato molto spesso con degli eventi dove nel sito del comune si trovano, e vale veramente la pena venirli a vedere, perché il contesto in cui ci troviamo è già così meraviglioso, tra le prealpi trevigiane e il patrimonio UNESCO di Valdobbiadene. Questi piccoli borghi dove si notano ancora i muri costruiti a secco è un qualcosa di unico e vale la pena venire a vedere questi luoghi meravigliosi. I punti di interesse più belli di oggi li ho fatti. Il tempo sta cambiando in fretta e questa volta non ho il boschetto che mi salva e quindi me la prenderò tutta se non faccio veloce. Vado quindi in velocità a vedere Mura, Gai, altri due bellissimi borghetti, per poi ritornare al punto di partenza. Il percorso di oggi, 1000 metri di dislivello, 35 circa chilometri di lunghezza, ha dei punti esposti, però in piano, quindi non sono pericolosi. Chiaramente non bisogna aver paura. Alcuni punti sono tecnici leggermente, basta un medio livello di preparazione, non ci sono problemi. E alcuni tratti sono da fare a piedi. Nel complesso è un percorso che ti regala grandi emozioni e divertimento, è un qualcosa di incredibile, sull'asciutto ancora di più. Oggi questa atmosfera mi ha regalato una visione diversa dal solito, comunque emozionante, che mi resterà sicuramente impressa nel cuore. Spero che questo video vi sia piaciuto. I prossimi video saranno veramente incredibili, quindi iscrivetevi per non perderli. Ciao da Federico e al prossimo video.